Allora, ormai è diventato un appuntamento fisso, l'anno scorso con Amanda della grande Carolina Cavalli, quest'anno Severo Costanzo finalmente l'Alba. Michele Bravi ormai sei un abitué di Venezia. No, magari Dai, non adesso esageriamo, ancora. però No, sono i primi passi, però insomma è bello, il festival ha tutta la sua storia e è bello poter arrivare qua nei grandi nomi del cinema italiano, no? A dirigere. e tra l'altro l'anno scorso tu lo dicesti però, che volevi, no? Dice, è l'inizio di un percorso che volevi provare. Sì, Perché guarda, comunque- tra l'altro non so se l'ho citato l'altra volta, però per me lavorare con Saverio era uno dei Sai che mi sogni sa che nel l'avevi cassetto, citato proprio qua? E quindi il fatto poi che insomma è nato questo film dove Saverio mi ha affidato questo ruolo è stato insomma bello, Ecco, partiamo proprio da lì. bello. Da dove arriva tutto? Ti Arriva, chiamano un giorno, no? arriva una telefonata di Saverio in realtà, nel Ah, senso proprio di- che sì, noi non ci conoscevamo, però voleva incontrarmi e quindi io sono andato a incontrare Saverio e poi mi ha raccontato tutto il film chiedendomi ma è una cosa che ti andrebbe di fare, perché io ho pensato a te, dico guarda. E tu hai detto, ma vediamo, guarda Saverio. Certo, no, C'ho guarda, l'agenda un po' bellissimo, perché poi mi sono fatto dare subito tutto lui me l'aveva raccontato, però subito tutta la sceneggiatura ed era veramente scritta in una maniera divina e quindi Tra l'altro poi- densa perché tu è l'Italia del 53, c'è dietro l'omicidio di Vino Montesi, c'è un cast poi Sì, ma poi fantastico. è tanto cinema che racconta il cinema, quindi esatto. c'è proprio un grande lavoro sia d'epoca perché poi c'è una ricostruzione, no, del Cinecittà periodo e tutto quanto. bellissime. Però cioè, per me è un film veramente che può mettere un pezzettino, no, nel cinema Sì. italiano perché racconta il classico nella modernità e quindi insomma Saverio per me ha fatto un lavoro enorme lì. È vero. Ma che set è stato? È stato un set incredibile perché intanto c'era veramente Tanto scusami che una- ricordiamo Lily James, Joe grande Steve Harrington di Stranger Things, William Dafoe, oltre a Rebecca Antonacci che è fantastica. Sì, insomma, era intanto Alvaro lavorare, Bacher. no, con queste persone, perché poi ti ritrovi in un set Esatto, con quelli. vicino a William Dafoe e non sai se nasconderti o continuare, capito? E poi veramente c'era una mole, quando ricostruisci un'epoca, insomma, c'è un lavoro tecnico dietro infinito e Saverio ha una preparazione nel tenere un clima di attenzione, di concentrazione, poi erano tante notture, praticamente tutto il film Sì, per poi è la racconta, notte, la no? notte, no? E quindi insomma tecnicamente c'è una complessità importante, però c'era una distensione, una concentrazione, un'immersione totale in quella cosa e ti giuro è stato Che bella veramente esperienza. tanto bello, sì. Tra l'altro finalmente l'alba uscirà al cinema il 14 dicembre, è uscita l'altro giorno, ma tu che ruolo puoi raccontare un po' il tuo personaggio? Allora, io ho un ruolo che apre la svolta del film in qualche modo, cioè apro le porte di una nuova sequenza del film che è l'inizio di questa poi notte. Di Mimosa è il personaggio di Rebecca Antonacci che Esatto, era... questa notte di Mimosa e quindi introduco, no, insieme a Lily James apro le porte di questa festa che poi insomma avrà tutto il E Lily suo- James com'era? Lei è stupenda perché calcola, guarda, con lei abbiamo lavorato tanto prima, no, delle riprese perché poi c'è tutta una sequenza di canto insieme e lei è veramente stupenda perché ha al di là della preparazione, no, chiaramente, però ha una dedizione sai, per me ero anche molto intimorito, Beh, no? comunque da insomma. tutto il contesto, una dedizione nel portarti insieme a lei in questo momento di recitazione che no, è stata veramente tanto Tra l'altro poi nel lei. film c'è lei è un po' Liz Taylor, no? In Cleopatra, c'è un po' questo rimando estetico più che... Sì, guarda, racconta un po' questa diva, forse in decadenza, forse no, ma racconta soprattutto un grande problema umano, no? Cioè dell'autoaffermazione dell'identità e lei ha il personaggio più complesso secondo me, nel senso che poi ha una sfumatura emotiva molto forte. Sì, e poi la diva gelosa dei nuovi divi, no? C'è anche la crisi di chi è arrivato in cima e capisce che da lì può solo scendere. E c'è anche molto altro poi dietro quella gelosia, cioè lei ha questo sguardo potentissimo, delle volte molto cattivo, delle volte molto violento, delle volte invece tenerissimo, molto umano
che riesce a raccontare questo spettro emotivo in maniera incredibile. Fantastico. Senti, ma Joe Carey l'hai visto? Sì, eravamo lì tutti insieme perché poi insomma io Lui grande aprendo- faccia da cinema, comunque Joe Mamma Carey. mia, sì, tantissimo. Eravamo lì, insomma, poi ti ripeto, avendo questo momento, no, di festa, ovviamente chiamavo a me un po' tutti quanti nel film e lui carinissimo proprio. Ma guarda, in realtà ti dico, io ho avuto una percezione di, sai cos'è, che sembra la solita retorica, ma la semplicità dei grandi talenti. Cioè, Ma di chi che è lo fa e non proprio deve- entriamo in questa storia. non deve farti cioè, pesare il fatto no, che- entriamo in questa storia, c'era un autoconvincimento per tutti quanti che dal momento in cui si metteva piede sul set, al di là del ciak o non ciak, eravamo in Che quegli bello, però. anni, eravamo in Bello. quel momento, quindi no, è stato veramente, guarda, di grande insegnamento. Fantastico. Ma Saverio sul set com'è? Saverio, Cioè, ti sta incredibile. addosso, No, guarda, non ti incalza mai in maniera aggressiva perché poi, sai, in un film che richiede così tanti Beh, poi comunque elementi, anche una pressione sulle lui spalle. ha una grande cura dei personaggi, cioè scrivendosi lui, no, sì, è roba le sua. sue opere, poi insomma sa benissimo che cosa ti può tirar fuori e scrive tanto su di te, no? E quindi c'è un'attenzione alla scrittura potentissima. E però anche una grande libertà alla sorpresa, cioè alla proposta, alle cose. Quindi no, lui è veramente. Poi guarda, io al di là dei momenti di film in cui c'ero io mi divertivo ad andare sul set immagino, a anche vedere, perché, insomma, no, cioè, tipo ovviamente. Disneyland. E vedere la commozione di Saverio nel realizzare un'immagine che tu per tanto tempo hai immaginato, hai scritto. Per me è stato stupendo, cioè Bellissimo. con Saverio per me è nata una grande ispirazione perché insomma sai, nella mia testa Saverio è un nome del cinema, Beh, quindi di un certo cinema, poteva poi. anche permettersi quello snobismo, Sì, esatto, no? che poi- Invece guarda ha un'umanità proprio in quello che sta creando che per me è incredibile da vedere. Fantastico. Senti, per chiudere, Carolina Cavalli, Saverio Costanzo, adesso? Visto che lanciamo... Adesso lancio un nome. Dai, così. facciamo il gioco, sì, domani mattina ti suona il telefono, rispondi e vorresti che fosse... Ciao Meryl, come stai? Sì, ci sono per il tuo prossimo film. Meryl Streep. Ah, Meryl Streep così, Sì, Meryl sì. Streep, vabbè, una partita, vabbè, dai, Meryl Sì, Streep mi ci sta. libero per lei. Partiamo. Quindi, Michele Bravi, Venezia 2024, No, c'è un mamma appuntamento mia, qua. no, dai. No, magari Si con la vede se ma adesso faccio c'hai una qualcos'altro nei spolverata. cassetti? Guarda, stiamo lavorando in realtà, adesso sto ritornando un pochino sulla musica perché poi certo. c'è stato tanto impegno, no, anche rispetto al film e quindi adesso sto finendo di scrivere il mio disco, però stiamo lavorando su nuovi progetti, ci tengo a selezionarli, nel senso che per me la parte cinematografica è vissuta ovviamente in maniera professionale ma anche molto come passione, quindi vorrei Certo. accedere a dei progetti che Ti accendono, sì, se no... cioè non nascendo propriamente come attore, per me quella Assolutamente. cosa deve un po' incontrarsi, no? E quindi non ho quella versatilità che può avere un attore Certo, come che attore, lo fa di no? mestiere. E quindi è giusto poi trovare le cose giuste, quindi stiamo lavorando, però per adesso c'è tanta musica. Allora, ci rivediamo a Venezia 2024, Michele Bravi, noi di Io Ti seguiamo. Vai. Grazie Dai, Michele. Grazie.